Tutti gli occhi della Lega sono puntati sul Green Club. La Roma, sconfitta in casa del Bar Cristal, è stata superata all'ultima curva da un bolide come il Cotton, che ha dalla sua tanta esperienza. Proverà questa sera la Roma a tornare in vetta con uno sprint su rettilineo, sperando in un clamoroso intoppo della macchina di Giuseppucci. L'avversario però è il Peperino di Mister D'Amora, a -1 dalla Lazio di Benedetti, che cercherà i 3 punti per tentare lo scherzetto finale ai biancocelesti. Circolo Green Club, 22esima e ultima giornata di regular season della Lega Calcio 8. Benvenuti a Roma Calcio 8 Green Club. Peperino La Rustica. Quasi tutto pronto per l'inizio del match. Roma in maglia giallo-verde che attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri schermi. Peperino invece in maglia bianca. Arrivano adesso le strette di mano iniziali tra i due capitani. Andiamo subito, prima poi dell'inizio del match, a vedere i convocati da una parte e dall'altra. Partiamo da quelli della squadra di casa di Mister Ferretti, che schiera titolare con la maglia numero 4 Giuseppe Chianese, in campo anche Angelo De Paulis con il numero 16 ed Ekciubi Rida, capocannoniere della Roma, con il numero 24. In porta c'è Stefano Goletti, numero 1. In panchina Francesco Liotti, numero 10, Manuel Opara. In porta invece per lui la maglia numero 12 e gioca lui titolare. Ci sono poi Valerio Parroni con la maglia numero 10, Roberto Pisapia numero 17, Daniele Sargolini 11, Alessio Sargolini numero 9, Danilo Scibila alla maglia numero 6, 7 per il capitano Klaus Seferi, 14 per Gianluca Simmi e 5 per Ugolini. È il Peperino che è andato a battere il primo pallone della partita, dunque buon divertimento da parte di Lorenzo Magnanelli. Peperino che attacca subito con la verticalizzazione a cercare il numero 10, non viene trovato Rossi per l'uscita anticipata di Opara. Riparte la Roma, iniziato a ritmi molto alti questo match. Tra poco inizierò poi anche a leggervi la lista di convocati del Peperino, che è andato adesso a recuperare palla. Peperino con Mister D'Amora che schiera con il numero 2 Cristian Anastasio, 18 per Flavio Campanella, 16 per Christopher Cutripi, 22 per il portiere Daniele De Eugenio, maglia numero 6 per Paolo Di Gioacchino. Francesco Fe alla maglia numero 5, 8 per Daniele Graziani, 7 per Marco Lanatà, 3 per Tiziano Marchetti, numero 10 per Daniel Rossi e 89 per Luigi Savatteri. Ultima giornata questa di regular season, ancora tutti i verdetti da scrivere, anche se sembra quasi impossibile che la Roma possa centrare il primo posto possibile, insomma, fino a qualche giornata fa. Pensiamo insomma all'1-1 nello scontro diretto contro il Cotton Club. Roma che intanto fa partire il tiro da lontano, la conclusione affidata a Gianluca Simmi. Per il Peperino invece si è riaperta e di gran lunga la possibilità di centrare il terzo posto, solo un punto di distanza tra il Peperino e la Lazio Calcio 8, adesso terza. Lazio che sarà impegnata alle 22:30 contro il Cottini, in casa del Cottini all'Atletico 2000. Il Peperino invece dovrà giocare già adesso contro la Roma e non conoscere quindi il risultato dell'avversario. Qui intanto si andrà alla rimessa laterale affidata al capitano Campanella. Ancora il numero 18, rischioso questo passaggio, arriva all'ultimo secondo il recupero della difesa del Peperino. Ci prova ancora però la Roma, il fallo commesso da Tiziano Marchetti. Roma maestra in questo campionato nello sfruttamento dei calci piazzati. E Peperino che proverà a difendersi, 2 gli uomini sistemati in barriera da De Eugenio. Si temporeggia ancora prima della battuta di questo calcio di punizione. Arriva adesso il fischio del direttore di gara, la conclusione l'ha lasciata partire Ugolini, è arrivata la deviazione in calcio d'angolo. Bello il calcio d'angolo a cercare la spizzata di testa di Simmi, si è alzato e ha staccato benissimo, ma l'ha trovata De Eugenio.
Graziani, Di Gioacchino, sbaglia l'impostazione centrale, va subito alla verticalizzazione Sargolini, esce Di Gioacchino ed ancora lui ad impostare l'azione, ci prova nello stretto Rossi che mantiene il possesso di palla con una gran giocata, prova a liberarsi per il tiro non l'ha effettuato granché bene, ottima l'azione però del numero 10 del Peperino. Alla fine battuta la rimessa il gioco del pallone, subito il Peperino che recupera bene, Cutrupi prova a partire lui, messo a terra in maniera irregolare, calcio di punizione. Tre uomini sistemati in barriera da Stefano Coletti. Manuel Opara dunque che oggi parte dalla panchina, porta della Roma affidata al vice del guanto d'oro della scorsa stagione. Il fischio del direttore di gara, parte devia la barriera, palla rimane lì ma la Roma a recuperare va ad impostare con l'opposizione di Cutrupi, ma si riparte da rimessa dal fondo. Pronto Goletti, la rimessa, anche se ancora aspettando un attimo, arriva adesso il fischio del direttore di gara, gioco interrotto forse per scattare qualche foto, ma non interrompe il Peperino che va sulla destra, arriva il cross centrale, alla fine era un tiro, era pronto a staccare di testa Daniel Rossi, la palla era troppo alta però per il numero 10 della squadra ospite. E dunque è sempre rimessa di Goletti. Ugolini prova a pescare lo scatto di Pisapia sulla destra, recupera Cutrupi su di lui, poi però altro recupero della Roma che parte con Simmi atterrato ma in maniera irregolare, forse scivolato, sta continuando a piovere sul terreno del Green Club. Velo di Graziani a partire a campanella, va di prima, non riesce a pescare in avanti il compagno, sempre Daniel Rossi che è quello che si sta facendo vedere di più fino a questo momento. Goletti, messa battuta da Marchetti, l'uscita poi anticipata di De Eugenio, rinvia la palla direttamente nei pressi della nostra postazione. Pianesi, poi Pisapia, manata di Cutrupi irregolare, secondo il direttore di gara ha già battuto il calcio di punizione. Prova Sargolini, messo a terra nuovamente, anzi no, è stato lui a commettere fallo ai danni di Cutrupi, era Pisapia poi ovviamente. Non gioca a pallone come dico io? Non gioca a pallone come dico io? Graziani agisce lui oggi a centrocampo, c'è l'assenza da sopperire di Fabio Simone, il Peperino comunque arriva quasi al tiro, mentre la Roma ci prova adesso, la difesa non è salita e allora arriva la conclusione, qui De Eugenio non può niente e arriva il vantaggio della Roma calcio 8, 10° minuto di gioco e gol del numero 9 Sargolini. Graziani allarga verso Francesco Fe, ripreso il gioco dopo il vantaggio dell'1-0 della Roma. Peperino che fino a questo momento aveva meritato, si era affacciata più volte
dalle parti di Goletti, anche se a dire la verità non c'erano state grandi occasioni né da una parte né dall'altra. Adesso comunque Peperino si ritrova sotto, qui arriva la conclusione di Femma, il gioco era già stato interrotto dal direttore di gara, si ritrova sotto a cercare di recuperare. Vi ricordo, per tentare di sorpassare la Lazio, in attesa poi che i biancocelesti giochino il match contro il Cottini. Cottini che, così abbiamo modo anche di parlare della lotta a salvezza, non può permettersi di non cercare la vittoria, perché poi se lo Steaua facesse punti venerdì contro il Bacci Immobiliare si troverebbe costretta a giocare il play-out. Al momento invece è di 9 punti la distanza tra le due squadre, scusatemi, di 8 punti, punteggio che comunque appunto permette di non giocare il play-out. Ritorniamo in cronaca con una palla che prova ad addomesticare Sargolini, rimane in campo ma con il possesso del Peperino, e allora Cutrupi scivola anche lui, sempre senza fallo. Immaginiamo insomma sia molto scivolosa la zona centrale del campo, ne abbiamo già visti due per terra. Campanella lascia partire la conclusione, svirgolata, c'è Goletti però in presa sicura. Altra buona palla anticipata dal Peperino, che pecca forse di egoismo. La Natà si conquista una rimessa laterale. Tocco di Rossi troppo corto per i compagni, recupera la difesa della Roma, poi però non riesce la fase di impostazione a Simmi. Altro giocatore a terra, Francesco Fe, solo calcio d'angolo. Arriva Feva direttamente sul palo, conclusione ribattuta, allora ci riprova sempre andando al tiro e ancora una volta Goletti gli dice di no. Prova allora la ripartenza dalla Roma sulla fascia sinistra e Ciubi prova a fare tutto da solo, poi invece va al passaggio indietro per Pisapia. Riparte da Chianese. Avanza il numero 4, apre sulla sinistra, spazza ancora la difesa del Peperino, ma il tocco di Fe è indirizzato verso il capitano della Roma, Pisapia, e Ciubi allarga sempre per Chianese, ripassa però da Goletti, forse un po' pigra fin qui la manovra della Roma. Prova adesso a verticalizzare sempre la Roma, che non arriva a Simmi, e allora Rossi, poi Graziani, verticalizzazione buona a cercare Rossi, non riesce a liberarsi per il tiro, buonissima l'opposizione del difensore della Roma, De Paulis. Si fa vedere Pisapia largo a destra, si passa però per Chianese. Goletti può andare la rimessa lunga, la effettua adesso, copre però la difesa del Peperino. Tredicesimo, quasi 14esimo del primo tempo, regge il vantaggio della Roma sul Peperino, Roma che dunque sta facendo il suo, poi certo deve sperare che il Cotton Club perda con il Bar Crystal per poter vincere questa regular season, anzi scusatemi, per poter andare a disputare lo spareggione, perché le due squadre arriverebbero a pari punti viste le tre lunghezze di vantaggio che può vantare al momento il Cotton Club. Goletti, retropassaggio un po' rischioso, tenta, rischia l'uscita, estremo difensore della Roma, va senza difficoltà, si fa vedere Pisapia centralmente, si torna però da Goletti.
lungo con la rimessa, spazza ancora la difesa del Peperino. Chianese, Goletti, palla su cui arriva Campanella solo per un istante, poi il tacco di Ecciubi a cercare la conclusione di Gianluca Simmi. Campanella, prova Paolo Di Giacchino a prendersi un po' di campo, poi torna però dal capitano Campanella, allarga verso Christopher Cutrupi, parte il numero 16 del Peperino, recupera la Roma e allora va subito a verticalizzare, sempre il numero 24 giallorosso Ecciubi, il più veloce di tutti, stavolta però non ha potuto evitare l'uscita del pallone dal campo. Fe da destra, messo a terra, calcio di punizione, chiede scusa Gianluca Simmi. Fe, cambio di fascia, va da Campanella, poi ancora Fe, questa volta che agisce per vie centrali, sbaglia l'aggancio Daniel Rossi, ne approfitta la difesa della Roma. Ecciubi, provato bene, non un granché invece lo stop in due tempi, e allora Cutrupi con il mancino, esce troppo alta questa conclusione, il numero 16 del Peperino. Goletti, Chianese, da destra anticipato Ecciubi, poi ancora Chianese in sacrificio, prosegue l'attacco però del Peperino. Fe messo a terra ancora una volta in maniera regolare e sempre da Gianluca Simmi. Pronto proprio Francesco Fe a battere questo pallone, mentre Goletti e poi anche le urla di Ferretti hanno ribadito che servono due uomini in barriera alla Roma, questi quelli che ha voluto l'estremo difensore stasera, Goletti a sostituire Manuel Opara, comunque presente in panchina. Va Fe direttamente verso la barriera, Campanella, Cutrupi finta il tiro e poi invece allarga verso Fe, cercato ancora il numero 16, questa volta il velo verso la difesa avversaria. Roma che riparte, ma poi Pisapia perde il pallone, regalando a sua volta la rimessa al Peperino. Rossi ancora un po' timido nell'aggancio, e allora Pisapia ad allargare verso Sargolini, sbaglia il controllo il numero 9 della Roma, il marcatore e decisore fin qui, dato il parziale di 1-0. Cutrupi ascolta le indicazioni dalla panchina, cambia gioco verso Marchetti, poi Fe, centralmente Graziani, non riesce a trovare un varco in due a chiudere su di lui, riesce adesso però a trovare Cutrupi che prova a portarsi per il tiro, poi ancora ad allargare in realtà verso Fe, porta palla Ecciubi, scarica sulla sinistra, va in sovrapposizione, Pisapia chiede la palla, avanza però il numero 4 Chianese, adesso da Pisapia, tenta di indirizzare verso la porta il capitano Klaus Seferi, tornato in campo, insomma questo ci fa sicuramente molto piacere. Klaus Seferi, uno insomma dei talenti più grandi di questa Lega, che dopo aver salvato di fatto la Roma nelle scorse stagioni, specialmente nella scorsa che è stata molto anonima, quest'anno non ha invece preso parte alle grandi imprese, alle grandi conquiste fatte dalla Roma, l'hanno tenuto fuori dei guai muscolari.
oggi gioca però, e appunto eccolo a recuperare il pallone e a partire, si fa tutta la fascia Seferi e poi va anche al tiro, eccolo Klaus Seferi, para Daniele De Eugenio. Seferi che insomma torna in questa giornata e sarà preziosissimo nella fase playoff dove si esalta. Talento a cui piacciono molto queste sfide da dentro fuori. Campanella sbaglia il controllo Rossi e allora Pisapia subito a cercare Simmi, tenta il tiro, ha respinto in rimessa laterale. Palla per Klaus Seferi, prova a metterla verso l'aria, alla fine il cross viene effettuato, ancora palla per Seferi, prova a girarsi e a far tutto da solo, chiuso in particolare da Di Gioacchino che lo marca stretto, a terra Seferi e si è conquistato il fallo. Calcio di punizione molto interessante, un calcio d'angolo molto più ravvicinato ovviamente. Pronta la battuta, prova Seferi direttamente verso la porta, calcio d'angolo. Probabile che il capitano della Roma tentasse una delle sue soluzioni. Qui intanto arriva il colpo di testa di Scibila, mentre si ferma anche il gioco per la fine del primo tempo. Riprende il gioco fermatosi per il timeout, ovviamente non per la fine del primo tempo, a cui mancano invece circa 2 minuti e mezzo. Qui intanto a terra Daniele Ugolini, forse una manata, comunque insomma sembra essersi fatto male. Scivolato sul campo bagnato, probabilmente si tocca la caviglia sinistra. E va anche lo staff della Roma a sincerarsi delle condizioni di Daniele Ugolini. Ugolini, altro uomo particolarmente importante nell'economia del gioco di Mister Ferretti. Suo è stato il gol del momentaneo vantaggio proprio qui al Green Club nella sfida scudetto contro il Cotton, sfida poi recuperata proprio dal Cotton Club con Federico Blandino. Esce dal campo Daniele Ugolini, riprende tutto dalla rimessa in gioco per il Peperino. Cutrupi, Di Gioacchino, provata la giocata di prima di Graziani, dato a cercare sempre il largo a destra senza riuscire a trovarlo. Altro tentativo
per il Peperino, con una Roma che in questa fase sembra gestirla di più. Prova la conclusione dalla distanza, ancora poi palla al numero 5 del Peperino, la sovrapposizione, arriva il cross in mezzo, era pronto Kutrupi, è arrivato però il salvataggio di Scibila. Kutrupi poi a girare la palla verso sinistra, nessuno dei suoi a riceverla, è rimessa in gioco per la Roma. Palla a Klaus Seferi, chiuso da 2 giocatori del Peperino. Peperino in difesa molto attento ovviamente a cercare di mantenere almeno sempre un uomo su Seferi. Intanto in tuffo Simmi a salvare, a mettere in fallo laterale. Libero sulla sinistra Campanella, servito invece centralmente Graziani, messo a terra, calcio di punizione Peperino. Partita fin qui non avara di contrasti, speriamo che per Graziani non sia nulla di grave. Si rialza adesso, poco fa invece insomma abbiamo visto uscire da circa 2 minuti il capitano della Roma, insomma, che è stato per tutta la stagione, ma anche questa sera Seferi gli ha lasciato la fascia. Uscito comunque poco fa. Pronto alla battuta del calcio di punizione, prova Kutrupi e così si chiude il primo tempo, questa volta veramente. Tutto pronto per la ripresa del match del Green Club, l'unico a giocarsi di questa 22esima e ultima giornata di regular season alle 21:30. Tutte le altre sfide inizieranno in questo giorno alle 22:30, tranne Steaua Bacci che si disputerà venerdì prossimo. Riprende il gioco con Ugolini rientrato in campo, prova subito a cercare di servire Ciubi e poi va anche a respingere sul tiro di Fe. De Eugenio, la palla verso Pisapia, recupera però Campanella che poi riesce ad evitare anche la rimessa laterale e parte addirittura dopo aver fermato Pisapia. Marchetti, palla in avanti, il salvataggio, poi subito Ciubi da sinistra, può provare ad accentrarsi, invece sceglie saggiamente di ripartire indietro. Ugolini alla verticalizzazione, poi conclusione De Eugenio, non arriva Ciubi per il tap-in vincente. Va allora a battere la rimessa laterale con Seferi, prova ad andare verso Chianese, non riesce a trovarlo. Palla per il capitano del Peperino, Campanella. Kutrupi, Di Gioacchino, Graziani, palla verso Ciubi, troppo lungo il suggerimento per il capocannoniere della Roma, autore fin qui di 13 gol in stagione. Molto tempo impiegato per battere questa rimessa laterale, una battuta molto indietro. Graziani, palla in avanti a cercare di scavalcare il centrocampo della Roma, mette a terra la sfera Seferi, fa partire la conclusione, non riesce De Eugenio ad evitare il gol del capitano della Roma Klaus Seferi,
il ritorno e il suo gol. E allora arriva anche il ritorno al gol di Klaus Seferi. Kutrupi, Graziani verso Kutrupi ancora, sbaglia però il tocco. Bello il suggerimento di tacco ancora per cercare Chianese, copre la difesa del Peperino, dribbling rischiato dal centro dell'area di rigore. Kutrupi, un attimo scivola anche Anastasio, riesce comunque a servire il compagno Savatteri, recupera ancora Klaus Seferi, prova ancora ad arrivare in zona tiro, poi questa volta va a allargare il gioco sulla destra, il cross in mezzo a metà strada tra Liotti e Ciubi, sfera che esce fuori dal rettangolo di gioco, si riparte dalla rimessa dal fondo. Vieni qua, da solo, bravo. Di Gioacchino, non va da Savatteri, sceglie invece la fascia sinistra. Palla che arriva da Scione, anche lui ne è entrato, però non è riuscito a incidere questa prima azione. Anastasio, palla sulla sinistra verso proprio Anastasio, fuori dal rettangolo di gioco la sfera, battuta allora la rimessa laterale. Ribattuto questo tiro da Kutrupi, rimane dalle parti di Goletti, poi prova a uscire la Roma, altra palla recuperata e questa volta che arriva a Kutrupi, che prova ad arrivare in zona tiro. Kutrupi incrocia, palla deviata, recupera Goletti, rimessa lunga, molto bene di Gioacchino. Graziani, tocco di prima verso Campanella, Di Gioacchino, avanza il numero 6, poi la palla indirizzata da Graziani verso la fascia destra. Bella l'apertura di prima, non c'era nessuno dei compagni però. De Paulis, fuori dal campo la sfera, rimessa ancora Roma. Anche con lì. Seferi, avanza il numero 7 della Roma, Sì, quindi subisce il fallo. Fa niente, dai. Goletti, Ugo. Vacci, dai la mano. È preziosissimo Seferi anche a recuperare questo pallone, prova a recuperarne un altro, questa volta però cede al Peperino che parte. Anastasio, apertura sulla destra, fuori rettangolo di gioco, prova ad aumentare i giri il Peperino, sempre senza rinunciare alla sua qualità. Campanella, si passa nuovamente per De Eugenio. Di Gioacchino, spinge, tocco di prima di Ascione, poi in recupero anche Savatteri ancora si gira 2 volte, rimane in possesso della palla, apre a sinistra, si fa vedere Ascione, arriva direttamente invece la conclusione dall'estrema sinistra, non impegna più di tanto Goletti, presa alta, sicura. L'apertura verso destra, nella zona di nessuno, rimessa laterale Peperino, già battuta, può giocarla Di Gioacchino, libero a destra Savatteri, palla invece verso Campanella, a sinistra, vediamo se al cambio di gioco, passa per Graziani, Anastasio chiuso da Ugolini, poi Seferi ancora a girarla tutta di prima, la Roma calcia 8,
sovrapposizione di Seferi, la palla arriva invece verso Liotti, Liotti ancora chiuso tra due, la perde, poi la recupera però la difesa della Roma e può ripartire con De Paulis, chiuso anche lui. Anastasio, poi la palla arriva a Savatteri, steso in maniera regolare. Dunque arriva un'occasione da calcio da fermo per il Peperino per tentare di ridurre lo svantaggio. Al momento sul 2-0 della Roma. Fischio del direttore di gara, parte Francesco Fe, incredibile il salvataggio sulla linea, se non sbaglio Simmi è riuscito a salvare all'ultimo, Fe aveva trovato invece un varco praticamente perfetto, battuto il calcio d'angolo nel tentativo di spizzarla in rete, non ha commesso fallo poco pericoloso. Rimessa da ribattere. Goletti. Ugolini. Chiama palla Lanzi. Si ripassa per Ugolini. Questa volta va verso Klaus Seferi. Si sterza ancora, può provare il tiro, poi invece prova l'assist al bacio per il 3-0 della Roma. A realizzarlo è Francesco Liotti. L'assist al bacio comunque quello effettuato da Klaus Seferi. 3-0 Roma allora. Fe, sempre il numero 5 del Peperino, fu qui il più pericoloso, va da Scione, chiuso ancora, in recupero Seferi, la recupera a sua volta Scione sul 7 della Roma, arriva il cross di Anastasio, indirizzato verso la porta, chiusura in rimessa laterale, già battuta, ancora Cristian Anastasio, cambia gioco, tocco di Savatteri, verso la Natà, parte e va al cross al centro, era arrivato Anastasio direttamente dalla fascia, ha chiuso la difesa della Roma. Graziani, palla ancora al centro, deviazione pericolosissima, quasi 3-1. Calcio d'angolo allora per il Peperino, direttamente verso la porta, salvataggio di Simmi che se la ritrova sul piattone e la lancia fuori dal campo. Si rimane in zona d'attacco per il Peperino, questa volta il calcio d'angolo è battuto verso l'esterno del campo, trovato Savatteri, palla ancora in avanti, cercato Lanzi, invece recupera ancora la difesa di mister D'Amora. Anastasio tenta direttamente il tiro, Goletti se la ritrova, Rossi e sbaglia Simmi e allora Anastasio, poi la palla per la Natà, carica il destro alto sopra la traversa. Punti sostanzialmente a metà di secondo tempo, Roma che ha legittimato il suo vantaggio 3-0. Palla ad Ascione, la muove verso la Natà ancora, rimane in possesso, poi alla fine lo perde, poi sciagurato invece il lancio. Adesso però recupera bene la Roma, può distendersi,
C'è Lanzi tutto libero sulla destra, scusatemi, sulla sinistra, si prosegue invece sull'out di destra. Una buona scelta. Savatteri, serie di rimpalli, può arrivare un cross centrale. Ascione la stoppa, prova a calciare, la risposta di Goletti. Battuta del calcio d'angolo. Goletti in uscita in presa alta prima di Ascione. Buono qui intanto il recupero di Savatteri. Resiste con due giocatori, alla fine viene steso in maniera regolare. Sassata ancora di Francesco Fe. Goletti è ancora arrabbiato, decide di chiudere il concetto. Va battezzato fuori l'uscita e il tiro di Francesco Fe. Qui intanto Seferi ancora prova ad arrivare al tiro, ancora Klaus Seferi spiazza De Eugenio. Roma cala il poker, doppietta per Klaus Seferi. Si ferma il gioco intanto per il primo timeout del secondo tempo. Può riprendere il gioco direttamente dopo il 4-0 della Roma, realizzato ancora da Klaus Seferi. Lanatà intanto, Peperino che però riparte da dietro, fatica a trovare spazio, prova adesso con Di Gioacchino, poi Anastasio sempre di prima, Daliotti che ha avuto la grazia di non venirci addosso. Intanto altra palla recuperata dalla Roma, ancora De Eugenio, poi la traversa a salvare il Peperino. Sargolini, palla che arriva sulla sinistra, ancora una volta molto vicino alla nostra postazione. Intanto Lanzi, palla ancora in avanti, chiude la difesa del Peperino in rimessa laterale. Goletti, De Paulis, Ekciubi, lui, anzi scusatemi, palla intanto per il numero 10, Lanzi fa partire la conclusione a giro, rischia ancora una volta la difesa del Peperino. Corto direi in questa fase. Intanto Anastasio prova direttamente la verticalizzazione, cambiando anche fascia, copre però difesa della Roma. Retropassaggio verso Goletti, prova Ascione in pressione, tocco di prima, palla per Liotti, parte ancora il numero 10, prova ad arrivare alla conclusione, la lascia partire molto alta però sopra la traversa, la conclusione del numero 10 giallorosso. Anastasio, palla per Sargolini, mantiene il possesso, poi scarica indietro con il recupero di Marco Lanatà. Palla ancora in campo, Lanatà riparte da dietro, Campanella, Di Gioacchino,
Centralmente la palla per Graziani, poi Fei in sovrapposizione, c'è anche Anastasio, palla però uscita fuori dal rettangolo di gioco prima che potesse arrivarci il numero 2 della squadra di Mister Damora. Pisapia, sempre il numero 17, allarga per De Paulis. Pisapia ancora, il lancio in avanti a cercare Liotti, poi Graziani, la palla arriva ad Ascione, parte da destra il numero 11, sceglie di tornare indietro, Di Gioacchino verso Fe, palla per la Natà, chiuso al momento del tiro, recupera allora Liotti ad allargare verso Sargolini, rimessa dal fondo già battuta. Fe, poi cercato e trovato Ascioni sulla destra, parte lui in sovrapposizione, anche Anastasio a chiudere però la difesa della Roma, palla lasciata però ad Ascione, la butta al centro con un tiro cross, Roma che poi ha la verticalizzazione veloce e immediata verso Sargolini, fuori misura, rimessa Peperino. Fe, sempre Anastasio largo a destra, si passa per sinistra e per Savatteri, il tacco serve la Natà, poi palla in avanti, Rossi riesce a riconquistarsi la palla, ancora al centro, non si chiude il triangolo con Savatteri, poi Parroni, non sbaglio, a regalare la rimessa laterale al Peperino che fa partire questo cross in due, pronti per la conclusione, la mette a terra Ascione, sbaglia, allora De Paulis la spazza fuori. Di Gioacchino, palla sulla sinistra con Savatteri per Anastasio, il cross, alla fine era un tiro, non poteva comunque arrivare Savatteri, l'uomo più avanzato. De Paulis verso Ecciubi, appena rientrato in campo, sceglie destra ma trova la difesa del Peperino, difesa anche della Roma però piazzata e pronta ad anticipare, c'è andata con Ugolini, libero, viene servito allora il numero 5 della Roma, mette a terra Sargolini, ancora il numero 9 in possesso, in sovrapposizione, cercato servire il compagno in avanti, si parte dalla rimessa laterale effettuata da Ecciubi, Ugolini, De Paulis, Goletti, in avanti ancora con Ugolini che prova a impostare e a servire Sargolini, fuori misura però il lancio. Francesco Fe per Anastasio, ancora palla in avanti, ha provato il tocco Daniel Rossi, con il tacco ha cercato la deviazione vincente. Parroni, Ugolini, qui il recupero di Fe e poi la conclusione
di Daniel Rossi, deviata ma che riesce comunque a centrare lo specchio, accorcia le distanze il Peperino. 4-1. Guardi, fermasse e gira la palla, oh! E porco Dizio! Porca Dio! Guardate per la vedo! Gira la palla, guardi, fermasse, oh! Oh, che madonna, oh! Oh, scappiamo tutti, Rita! Qui ancora Rida Xubi. Prosegue lui. Alla fine la va a giocare da De Paulis. Goletti continua a gestire la Roma, ormai sicura del risultato. E Xubi di testa. Poi dal campo la sfera, solo in rimessa laterale però. Lancio in avanti, poi arriva direttamente una palla spazzata via, che però è anche un buon assist per Sargolini, è arrivata una deviazione. Lancio di Sargolini, Ascione verso Rossi da destra, prova adesso la percussione centrale dopo essersi fatto beffe di due avversari. Liotti sulla destra, poi sulla deviazione recupera Ascione, prova a ripartire e poi va alla conclusione, ci arriva Goletti, metta un calcio d'angolo, partita quasi conclusa ma che Peperino vuole giocarsi fino alla fine. Sul secondo Angelo! Arriva adesso il triplice fischio del direttore di gara. Roma che rimane in corsa per il titolo della regular season, deve aspettare però il risultato di Cotton contro Bar Crystal. Per il Peperino invece è certo dopo questa sconfitta il quarto posto, Lazio terza.